Buonasera, scusate il ritardo, ma veramente in 10 anni di martedì letterario è la prima volta che mi succede di iniziare una serata in ritardo per un incredibile contrattempo che vabbè. Come annunciato, oggi parliamo di alcuni personaggi che... No, il microfono serve solamente per il web, signora. Comunque questo microfono serve solo per la trasmissione in diretta su Facebook. Non c'è l'amplificazione nella sala. Comunque, cerco di alzare un po' la voce. Si parla di un'entità che, pur nella sua imponenza, nella sua evidenza, in città è rimasta sempre una realtà misteriosa. E ne parliamo attraverso il racconto di due dei protagonisti interni ed esterni di questa struttura, che sono Tommaso Caleddu e sua moglie Giuseppina Cremascoli, che oltre che essere valenti medici all'interno della struttura sanatoriale intitolata Cesare Zonchello, sono stati anche nella loro vita protagonisti della parte pubblica della società nuorese. Entrambi hanno partecipato, chi più chi meno, alla vita politica della città e della Sardegna, riflettendo anche nella loro attività pubblica quelle qualità che gli avevano consentito di essere un'eccellenza in un'eccellenza che era rappresentata dal sanatorio nuorese fin dalla sua nascita. Poi ne parlerà più diffusamente ovviamente Battistina, che meglio di me saprà elencare quali sono le caratteristiche che hanno reso così particolare l'ospedale Cesare Zonchello. Tommaso e Giuseppina all'interno di questa struttura che arrivò a Nuoro purtroppo per un triste primato vantato dalla città e dalla provincia, ma anche dall'intera Sardegna, che era quella del primato per morti da tubercolosi. Tubercolosi, una malattia maledetta, una delle malattie più antiche di cui si conosca l'esistenza addirittura dai faraoni. Già alcuni faraoni risultavano affetti da questo virus
che aggrediva le vie respiratorie e lui ovviamente per condizioni ambientali, climatiche, ma soprattutto per la retratezza delle strutture sanitarie, aveva ai primi del Novecento, alla fine ai primi del Novecento aveva appunto il poco invidiabile primato di essere la terra in cui la malattia mieteva più vittime. Quindi dopo una ricerca fatta dalle autorità sanitarie di allora su varie collocazioni possibili di una struttura sanatoriale importante nel centro Sardegna, furono scartate Belvia, Rizzo, eccetera, venne scelta Nuoro per una serie di motivi che poi Battistina vi illustrerà. Nuoro che attraversava in quel momento un cambiamento epocale, nel senso che era appena diventata città, qualche anno dopo sarebbe diventata anche capoluogo di provincia e quindi anche dal punto di vista strutturale, burocratico direi oggi, e urbanistico cercava di mutare la sua tradizionale connotazione che era quella di un borgo con due isole ben definite e ben distanti, che erano l'isola dei pastori di San Pietro, decisamente preponderante, e quella dei contadini di Seuna, allora neanche comunicanti fra loro geograficamente. Poi appunto nel percorso di trasformazione dei due borghi in città fu fatta Via Maiore, che rappresentò questo ideale unione tra le due essenze economiche. Il Via Maiore che poi sarà appunto la protagonista della autentica trasformazione di Nuoro e sarà il teatro di quella che poi, con un termine che a me non piace, non piaceva neanche a Grazia, fece diventare questa città ai primi del Novecento la cosiddetta Atene Sarda. Il sanatorio in questa trasformazione rappresenta una fase fondamentale. Perché insieme all'artiglieria, insieme al campo quadrivio, definisce urbanisticamente quella che sarebbe stata la città del futuro, quella che, essendo la città storica nata su una specie di schiena d'asino fra le due vallate di Marreri e di Bademanna, cercava la sua espansione a ovest, dove c'erano le aree più facilmente invece urbanizzabili, e questa espansione viene appunto classificata da queste tre strutture che più o meno nascono nello stesso periodo. Di questo parlerà naturalmente più diffusamente Angelo Pilotto, l'architetto paesaggista, che poi interverrà sulle tante eccellenze architettoniche anche molto avanzate per i tempi, che furono messe in campo perché la città e il territorio e la Sardegna avessero questa struttura sanitaria di così grande livello. Ora, dette queste poche informazioni che servono ad inquadrare la serata, naturalmente, siccome questi si chiamano i martedì letterari, non a caso entriamo nella parte letteraria del sanatorio e dei sanatori. I sanatori furono una sede letteraria per eccellenza, dico, a parte i grandissimi capolavori che sono stati messi in campo dalla grande letteratura e ambientati nei sanatori. Ne ricordo due perché uno è anche nuorese, del nostro concittadino, e parlo della Montagna Incantata di Thomas Mann e della Veranda di Salvatore Satta, entrambi ambientati e ispirati dalla degenza dei due grandi scrittori in strutture sanitarie. Thomas Mann in Svizzera, dove in realtà racconta
non la sua indigenza ma quella della moglie, lui l'aveva già fatta e ci aveva scritto un altro romanzo ritenuto a torto minore che era Tristano, ai primi del Novecento. Poi lui, sulla base di questa esperienza personale, assistendo la moglie a Davos, una struttura sanatoriale di grande eccellenza, dove tra l'altro Sorrentino ha ambientato, il regista Paolo Sorrentino ha ambientato uno dei suoi migliori film con Jane Fonda e altri grandi attori americani, a Davos appunto, e fa quello che viene considerato il suo romanzo migliore. Salvatore Sata invece in anni giovanili, aveva intorno ai 25 anni, fu ricoverato proprio perché colpito da questa dannata malattia a Merano, e quando finalmente decise di dare libero sfogo a quella vocazione letteraria che si sentiva dentro fin da ragazzino, ma che fu coartata dalla volontà paterna di avviarlo verso gli studi giuridici per rispettare la tradizione di famiglia, alla fine scrisse appunto La Veranda, che al premio letterario Viareggio entusiasmò Marino Moretti, ma che fu immediatamente rifiutato dai maggiori editori perché ritenuto una imitazione minore della Montagna Incantata di Thomas Mann. In realtà così non era, perché erano due opere letterarie che avevano come unico punto in comune quello di avere sollecitato la fantasia dello scrittore in un ambiente particolare come quello del sanatorio, dove l'osservazione della natura umana era più favorevole rispetto alla società normale, alla società aperta. Una società chiusa consentiva a chi aveva l'occhio attento appunto dell'autore di entrare nella profondità dell'animo umano e metterne in rilievo le peculiarità, quelle che poi caratterizzano i personaggi, perché i due autori allo stesso modo fanno diventare dei pazienti, dei personaggi universali, rappresentativi della società contemporanea. Tantissimi altri scrittori si sono cimentati nella scrittura, perché appunto fino agli anni 60, credo, poi Battistini sarà più precisa, quando furono sperimentati dei farmaci più avanzati, la tubercolosi era veramente una maledizione. L'unica cura efficace era quella dell'isolamento, della vita sana e della vita quanto possibile nella natura. La rappresentazione evidente di questa tendenza terapeutica è l'ospedale di Nuoro, che pur essendo allora alla periferia della città, oggi in pieno centro della città, era isolata da un muro che per molti cittadini è rimasta una barriera insormontabile, ma fino a poco tempo fa, ma ancora oggi, tanti nuoresi non sanno esattamente perché il sanatorio è lì, perché nasce così, perché c'è questo muro intorno. La realtà è che nasce così perché la terapia richiedeva questo tipo di struttura, quindi vita sana e ambiente tranquillo, cibo buono, fino appunto a quando la farmacologia non mise in campo i prodotti che sarebbero stati l'avvio di quella che poi diventò la strada per debellare quasi definitivamente questo morbo. E per chiudere appunto con la vocazione letteraria dei sanatori, citiamo proprio un grande scrittore che al sanatorio di Nuoro ci ha vissuto ben 20 anni, perché aveva una forma particolarmente virulenta di tubercolosi, e che nel sanatorio ha scritto due dei suoi libri più significativi, cioè Salvatore Cambosu, scrittore nuorese nato a Orottelli, quindi che ha vissuto
esatto, gli ultimi 20 anni, lui è morto al sanatorio di Nuoro nel 61, credo nel 62, gli ultimi 20 anni della sua vita al sanatorio di Nuoro e in questo periodo pubblica Miele Amaro e Una stagione orolai, che sicuramente sono appunto i suoi romanzi più significativi. Poi dopo la sua morte verranno pubblicate altre raccolte di racconti, eccetera, scritti durante la sua vita, però lui, pur non ambientando la sua introspezione all'interno di questa struttura sanitaria, dove pure era riuscito a costruirsi una vita accettabile, no? Racconta appunto il libro di Tommaso Cadei e Giuseppina Cremascoli, che aveva naturalmente una stanza singola, piena di libri, riusciva a tenersi in contatto costante con editori, scrittori, eccetera, e riceveva tantissimi libri dalle case editrici, tanto che la stanza in breve si riempì in maniera inverosimile e i medici del sanatorio furono costretti a trasferire una parte dei libri in un'altra parte del sanatorio, in una soffitta. Quindi appunto Cambusu è uno scrittore che produce in sanatorio ma non parla del sanatorio, probabilmente per una rimozione che aveva deciso di fare, contrariamente a Sate e a Man, che invece sul sanatorio, una volta che ne erano usciti in maniera positiva, avevano fatto. Spero di essere stato esauriente, vi ringrazio. Adesso do la parola a Battistina, che parlerà appunto più diffusamente dell'aspetto medico-sanitario, sociale del sanatorio e dei due autori che per la prima volta raccontano in un libro, cioè Tommaso Caretti e Giuseppina Cremascoli, raccontano in un libro un'esperienza che fu soprattutto umana più che professionale, e che raccontano in qualche modo da un osservatorio molto particolare un angolo fondamentale di una città che diventava tale a tutti gli effetti e che a causa della malattia era diventata anche un microcosmo rappresentativo di una realtà molto più complessa. Successivamente interverrà, come ho detto all'inizio, l'architetto paesaggista Angelo Pilotto, che invece parlerà di alcune cose molto interessanti sull'urbanistica del sanatorio, cose che per noi che la conosciamo da sempre, questa struttura, sono anche abbastanza sorprendenti, sia per la qualità che per la funzione che si volle dare a questa importante struttura, che era all'avanguardia per quei tempi, non solo in campo regionale ma anche in campo nazionale. Vi ringrazio e passo la parola a Battistina. Allora, buonasera, poco fa ci siamo salutati così molto velocemente, adesso lo faccio in maniera molto più tranquilla. Dunque, come diceva Angela Tea, oggi presentiamo questo libro che vi stavo già mostrando, anche se non è in vendita, comunque ve lo presentiamo lo stesso. Parleremo di questo perché fa parte della vita di Nuoro, della società di Nuoro, che si è vista trasformare soprattutto per quanto riguarda la problematica della tubercolosi. Allora, la tubercolosi è un male che è sempre stato temuto, non si sapeva neanche che cosa fosse questo. Si hanno riscontri di malati di tubercolosi già nelle ossa del Neolitico, quindi dove ancora ci sono i segni della malattia, lo stesso negli egiziani 3000 anni fa, per esempio c'è il faraone Akhenaton che è morto di tubercolosi, la moglie Nefertiti che è morta di tubercolosi,
Cioè la piaga della tubercolosi ha veramente provato tantissimo tutto il mondo, non solo, cioè non era endemica in alcune zone, era una patologia che comprendeva tutte le nazioni. Non si sapeva da che cosa veniva, veniva chiamata nelle forme più strane, più strampalate di tutti e di più, e così anche come cause, si pensava addirittura che fosse ereditaria, cioè qualunque cosa, però nessuno era riuscito, cioè dobbiamo avvicinarci più ai nostri giorni per arrivare veramente a capire, ecco, da che cosa era dovuta questa malattia. E ci sono anche molte cose simpatiche adesso, dopo tanto tempo, da ricordare, tipo per esempio che in Ungheria, ecco, si pensava che la malattia del tubercolare fosse legata a un demonio a forma di cane che penetrava nel corpo del paziente, della persona, e gli mangiava i polmoni. Questo in Ungheria. In Francia, per esempio, poi ci fu la parte più simpatica, cioè Francia e Inghilterra, intorno c'era la cosiddetta il tocco reale, cioè il re quando veniva incoronato eccetera, riceveva tutti i malati, quelli che li presentavano giustamente, ed erano molti, perché lui gli imponesse le mani, il tocco proprio reale, che si diceva che era propedeutico, cioè terapeutico, per cui era il miracolo che il re o l'imperatore, chi fosse, faceva. Venendo un po' più in avanti verso di noi, intorno al XIX secolo, allora la malattia viene considerata come malattia romantica perché rendeva le persone diafane, pallide, magre, smunte, e ci sono quindi tutte queste figure così quasi eteree che vagano. Sono state scritte anche delle opere liriche, per esempio Mimì della Bohème di Puccini, lo stesso era una che aveva la tisi, lo stesso Violetta della Traviata di Verdi, idem. Molti grandi autori, lo stesso Chopin a 39 anni è morto di tubercolosi. Sono tanti, insomma, quelli che purtroppo erano segnati, tant'è vero che si pensava fosse ereditaria, perché nelle famiglie ce n'erano tantissimi di casi di pazienti, di persone con tubercolosi. Quindi dobbiamo a un certo punto ecco, avvicinarci veramente al 1900, quindi fine del 1800, 1882 per l'esattezza, quando Koch ecco, individuò finalmente il batterio, ecco, il batterio, quindi la causa della tubercolosi, ecco, venne riscontrata nella Mycobacterium tuberculosis, e finalmente sappiamo, ecco, veniamo a sapere che questa malattia non è data né dal demonio né da questo né da quell'altro, oppure anche come punizione di Dio, come si dice nella Bibbia, ma è data da un batterio. Non si avevano le armi per poterlo combattere, questo batterio. Qualche anno più avanti però ecco, cominciamo ad avere un'apertura maggiore con la scoperta dei raggi X nel 1895 da Roentgen, e allora quindi sappiamo chi è il soggetto che causa la malattia, abbiamo la possibilità di fare iniziare a fare diagnosi più precocemente con le radiografie, ma ancora non abbiamo la terapia. Allora, perché però si è pensato ai sanatori? Perché? Allora, il discorso dei sanatori viene fuori da un medico tedesco che anche lui era malato di tubercolosi, il quale per guarire, ecco, era andato addirittura nelle montagne dell'Himalaya, quindi aria fina, cibo buono, temperatura di un certo tipo, clima di un certo tipo, cioè tutte le varie combinazioni giuste per trovare refrigerio da questo male. E lui guarì, quindi torna in Germania, e gli viene l'idea di iniziare, cioè di aprire un centro con determinate caratteristiche, cioè determinate altitudini, quindi clima di un certo tipo, quindi non doveva essere né in pianura né in montagna, quindi mezza collina, e forma e crea un centro. Però allora questi centri erano come gli hotel a 5 stelle di adesso, ok? Non erano per tutti,
e lì ecco, venivano ricoverati, ospitati, mettiamolo così, non come ricovero, venivano ospitati personaggi anche facoltosi che si potevano permettere di pagare le quote, perché prima non c'era neanche il Servizio Sanitario Nazionale, non c'era per niente, ma neanche di là da venire. E quindi si è visto che mettendo il paziente in determinate condizioni climatiche, facendolo riposare, facendo prendere il sole non al mare ma in collina, cioè tutte le caratteristiche climatiche a posto, e non solo, alimentazione sana con alimenti di un certo tipo, allora si vedeva un miglioramento, non una guarigione ma un miglioramento, e quindi le persone riuscivano ad andare avanti nel tempo. E così nasce l'idea dell'area sanatoriale, ecco, che è proprio per portare un refrigerio a queste persone. Non parliamo ancora di terapia e di guarigione, perché la tubercolosi purtroppo era, chi era malato di tubercolosi sapeva di avere poche speranze di vita, ma almeno avere un tipo di vita accettabile. Okay? Cosa è successo però? Cioè, quindi arriviamo agli inizi del Novecento. All'inizio del Novecento l'Italia in che posizione era? Intanto c'è da dire che l'Italia, come sempre, l'ultima ruota del carro, parte sempre per ultima. I sanatori erano stati già fatti, cioè, in Germania, tutta l'Europa, anche in America, quindi si era sparsa la voce che fare questi sanatori era ottimo per queste persone. L'Italia no, ancora no. Però anche l'idea di fare sanatori in Italia, ecco, prende piede e si iniziano le costruzioni di queste strutture. Nel 1921 c'è, per esempio nella Lombardia ce n'erano addirittura 5, mentre in Sardegna neanche uno. Quindi, e non solo, noi sempre gli ultimi. In Sardegna neanche uno. Però il problema qual era? Che in Sardegna e soprattutto nella provincia di Nuoro il numero delle persone malate di tubercolosi era altissimo e c'era la mortalità più alta di tutta l'Italia. Quindi la regione che effettivamente doveva avere più tutela sotto questo aspetto era invece l'ultima. E così nasce l'idea di fare un sanatorio in Sardegna. Il primo che venne costruito fu a Cagliari, al Binaghi, e a Nuoro però viene pensato nel 1930 e inizia a funzionare nel 1938. Viene poi inaugurato come tale l'anno successivo in presenza delle altezze reali il principe Umberto e Maria José, e quindi ecco, parte il nostro Zonchello così, non così com'è, però in un certo modo. Quindi è recintato tutto dal muro, ecco perché dice le vite oltre il muro, e questo è un titolo che obiettivamente ecco, ci fa riflettere molto, perché noi lo Zonchello, tranne che andiamo dentro per fare quello, insomma anche le passeggiate, dal di fuori noi vediamo questa grossa struttura, questa estensione enorme di territorio, considerate che ha 9 ettari di terreno attorno, cioè lo Zonchello in sé per sé sì, ha le sue costruzioni eccetera, però ci sono 9 ettari di terreno e sono piantumati, cioè nel senso ci sono tutti gli alberi possibili e immaginabili, e non solo, ce ne sono anche di molto molto particolari e preziosi, perché, ed è bene che noi lo sappiamo, perché se qualcuno insomma gli viene l'idea di andare a fare legna lì, forse è meglio che se lo faccia passare. Quindi lo Zonchello nasce con l'idea di iniziare a dare refrigerio a questa Sardegna e a Nuoro e provincia, che erano veramente bombardate, cioè come se ci fosse la peste bubonica, era una cosa tremenda. Cioè la mortalità allora per tubercolosi era una tra le prime cause in Italia, quindi era una cosa che veramente si doveva combattere. Purtroppo però per combattere la tubercolosi si è dovuta aspettare un altro po', nel senso che sapevamo chi era l'agente eziologico, qual era, avevamo la possibilità di fare
diagnosi precoci per via delle radiografie, ma la terapia la dobbiamo ancora aspettare perché arriverà un po' più tardi, e abbiamo appunto la streptomicina che era intramuscolo e si cominciò ad utilizzare anche a Nuoro. I risultati della streptomicina non erano ottimali, però comunque la situazione andava migliorando. Così poi successivamente venne anche l'isoniazide, che era in compresse, e quindi c'è anche l'associazione con l'isoniazide, ecco, migliorava la situazione ancora di più, quindi si vedevano delle situazioni in miglioramento, cioè una situazione veramente ottimale per poter pensare di poter combattere e debellare la tubercolosi, e quindi la cosa, insomma, andiamo avanti. Lo Zonchello in quel momento era semplicemente un ricovero, ecco, c'erano i reparti, quindi poi qui Pinuccia ci dirà i reparti erano 6, 3 per uomini e 3 per donne, e l'attenzione per questi pazienti era massima, e qui interviene il discorso della figura di certi, cioè, medici come appunto Pinuccia Cremascoli e Tommaso Cadeddu, che hanno aperto le porte dello Zonchello e anche il loro cuore, non solo quindi come medici, ma come persone che avevano cara la salute dei loro pazienti, dei loro malati, e li venivano seguiti passo dopo passo anche dal punto di vista non solo fisico ma anche psicologico. Cercavano di stimolarli a socializzare tra loro, anche se la malattia era quella che era, perché per chi entrava allo Zonchello era come chiudersi le porte di un carcere, sapeva che entrava, ma non sapeva se usciva, e quindi si vedevano arrivare queste persone con la loro storia, con la loro famiglia. Non senz'altro, non sapevano come uscire. Ah beh sì, di uscire sì. Il caso di Cambosu, che era un paziente privilegiato che sta lì 20 anni in attesa di guarigione. In attesa di guarigione, poi è morto pure. E appunto c'è morto. Certo, e quindi allora la figura di questi medici è stata fondamentale per lo Zonchello, proprio perché intanto Nuoro, già è difficile arrivare a Nuoro oggi, figuriamoci allora, quindi i parenti li portavano, li lasciavano lì, loro che arrivavano con la loro valigia che dovevano poi lasciare e riportarla indietro perché non era possibile tenerla, perché poteva essere fonte di contagio, e venivano vestiti con la divisa, tra virgolette, che lo Zonchello gli forniva. Quindi chiunque entrasse lì, di qualunque ceto sociale fosse, di qualunque estrazione sociale fosse, bene, veniva, obiettivamente si sentiva annientato come persona. Ed ecco qui c'è l'azione dei medici, del personale tutto, delle suore, ecco, perché c'erano in quel periodo c'erano anche le suore, che facevano il possibile per rendere la vita, non dico la degenza, lo chiamiamo così, ma la vita, perché era una comunità, una piccola comunità che si reggeva su se stessa, avevano addirittura anche le galline per avere le uova fresche. Vero Pinu? C'erano anche degli animali, certo. Ce ne avevamo tutti a casa. Tutti a casa ce ne avevamo. No, ma questo era per evitare che ci fosse il contagio tra l'interno delle mura e l'esterno. Quindi era un'isola chiusa. Con la civiltà cortense. Sì, certo, quindi questa è una situazione che soprattutto i giovani vivevano in malo modo, ci sono stati molti tentativi di suicidio, molti che cercavano di scappare, qualcuno che aveva scoperto il punto più basso dello Zonchello, però comunque ecco, le regole erano molto proprio rigide, non si poteva assolutamente derogare perché altrimenti tutto era perduto, perché giustamente
tu cerchi di contenere il contagio per ridurre il numero dei malati, il numero delle morti, eccetera. Ecco, se poco a poco le regole, insomma, non vengono seguite, è logico che riparte tutto. L'abbiamo visto ultimamente, noi siamo stati preda del Covid, cioè senza stare a dire e a fare. La situazione è questa: quando ci troviamo di fronte ad un agente, che sia un batterio, che sia un virus, o quello che è, così virulento, così contagioso, è logico che tutte le precauzioni devono essere prese. Allora, per quanto riguarda quindi la vita dello zonchello, questi pazienti erano dediti, diciamo, al riposo, dovevano riposare, quindi l'importante era quello: mangiare bene, il cibo doveva essere perfetto, doveva essere di altissima qualità, addirittura c'era la possibilità da parte dei pazienti, ecco, di lamentarsi, e lì c'era il medico di guardia che andava a vedere, assaggiava il cibo. Se il cibo effettivamente non era buono, allora veniva scartato e veniva portato l'altro. Non solo, poi cercavano anche di accontentare queste persone, cioè non solo cercando di dargli anche degli alimenti molto particolari, tipo per esempio c'è il racconto di un giorno era stato presentato il vitel tonnè, il vitel tonnè, quindi figuratevi i sardi, cos'è questo vitel tonnè? C'è stata la rivoluzione e nessuno voleva questo vitel tonnè, ma il cuoco pensava di fare cosa gradita e quindi, cioè, li coccolavano. Questi pazienti erano coccolati da tutti molto severi, perché le regole erano quelle, però tutti si prodigavano a che la degenza, la permanenza nello zonchello fosse il migliore possibile, anche perché queste persone, una volta che i familiari, ecco, li lasciavano lì al cancello, ecco, era difficile poi che loro continuassero a vedere parenti ed amici che andavano a trovarli, e quindi soffrivano moltissimo. Quindi si era creata una nuova famiglia, una nuova comunità, venivano spinti anche a interessarsi di tante cose. C'era per esempio uno che faceva un certo Angelo, che faceva così di gesso, no? Sì, che poi li andava anche regalando non i parenti, al personale, altri per esempio che facevano anche maglie, o chi faceva uncinetto, cioè gli insegnavano. Addirittura c'era anche la scuola all'interno del dispensario, e questo soprattutto per chi era analfabeta era anche un'occasione in più per avere poi la possibilità, una volta usciti, se uscivano, di reinserirsi nel contesto sociale. Quindi venivano sempre spinti a mantenere comunque attiva la loro vita, malgrado dovessero riposare, però avere un interesse, chi leggeva, chi faceva di tutto. Cioè, uno addirittura aveva chiesto anche l'autorizzazione di aprire un chioschetto, un negozietto, che non c'è, si ricorda tutto sicuramente meglio di me, e questo, e gliel'avevano concesso. Però poi, oltre a giornali, biancheria e quant'altro, avevano scoperto che vendeva alcolici, e allora il Silleri dentro. il Silleri, sì, il Silleri, allora basta, chiuso le serracinesche. Comunque, cosa dobbiamo dire? Io volevo leggere, aspetta che questa qui, ok, quando parla appunto dell'arrivo del paziente, io volevo proprio leggere quello che dicono Tommaso e Pinuccia. Dice qua, no? L'entrata nel sanatorio era vissuta dalla paziente e dalla sua famiglia come una strada senza ritorno. Il sanatorio era fisicamente separato dalla città da un muro e allo stesso tempo gestito con regole rituali sue proprie. Il paziente qua poi dice, accompagnato dai familiari. Questa è una scena che a me è piaciuta tantissimo. Io mi medesimo in loro che vedono queste scene e si avverte proprio il dolore che provano, cioè la sensibilità. Era
veramente delle persone molto sensibili, molto attente sotto questo aspetto. E molto umane, perché non erano tutti purtroppo i sanatori ad avere del personale così attento e così, io direi, prezioso per la salute psichica e l'anima dei pazienti. Allora, accompagnato dai familiari con una valigia che conteneva i vestiti, quindi voi immaginatevelo questo Cristo che arriva, il paziente entrava in un mondo regolato dalla sirena, dagli orari, dal riposo e dalle speranze. Arrivava nella struttura come un salto nel buio, consapevole della lunga degenza che lo attendeva e con la concreta possibilità di non riuscire a vedere più il mondo esterno. Quindi la persona che arrivava e veniva accolta, meno male, bene, ecco, e si trovava una nuova famiglia, però veniva strappata dal suo contesto sociale e familiare, e quindi potete solo pensare cosa provava, sapendo poi che magari entrava e non usciva più, e quindi era la disperazione. E tutta la famiglia si sentiva coinvolta nella malattia e sentiva il peso del giudizio del paese, tanto che spesso il ricovero veniva tenuto segreto e nel paese non si parlava più del paziente. Cioè questo paziente scomparito. Emigrato. Non c'è più, finito, non c'è più. Rovinava la famiglia. Rovinava la famiglia lo teneva nascosto. Ma questo fatto della paura, della tubercolosi, diciamo che ancora persiste. Io personalmente ho sentito pazienti che avevano avuto dei processi specifici polmonari che se la giravano, ma no, era la bronchite, la polmonite, la questo, la quell'altro, poi dice ma era la priorite di solito. Sì, di tutto. E perché proprio si teneva nascosto il malato tubercolare perché era una vergogna. Non si sposavano le ragazze. No, non si sposavano, quindi era cancellato dall'umanità. Quindi c'era una situazione di disagio non solo della persona ma di tutta la famiglia, quindi la famiglia cercava sempre di tenerlo nascosto, era una vergogna, era morto, cioè un morto vivente, quindi insomma la situazione era quella. Qui chi interveniva in questo aspetto? Proprio il personale che non solo curava con le terapie mediche, ma ripeto si interessava soprattutto dell'aspetto psicologico, perché non era indifferente, cioè anche la salute psichica del paziente è fondamentale perché il suo organismo possa reagire anche alle medicine e a quant'altro. Hai voglia tu di dargli le medicine se poi quello ha l'animo spezzato, non ne esce assolutamente. Purtroppo il nostro sistema immunitario è tale che noi lo comandiamo molto poco. La presenza dei medici sempre nel reparto per i pazienti era fondamentale. Sapevano di avere sempre H24 un medico in reparto ed era sempre lì davvero, quindi faceva il giro tutte le mattine con la suora e con un'infermiera. C'era la suora caposala e la suora infermiera. In quel periodo le suore praticamente riempivano i reparti, ma non solo, anche perché essendo un ambiente diciamo contagioso, le normali infermiere avevano anche paura di entrare in determinati reparti e le suore no, in questo momento infatti erano instancabili, erano sempre pronti. E la concezione, sì, la concezione era quella, la loro missione, quindi ben venga la missione delle suore. Andavano dallo sposo. Lo sposo? Sì, certo. Comunque sono state delle figure importantissime, non solo curavano quindi i pazienti, intanto le suore non somministravano le medicine le somministrava il medico, quindi dopo che si faceva il giro in corsia, quindi ogni caso veniva visto, discusso eccetera, poi il medico ripassava una seconda volta per dare le medicine. La cosa importante è che però durante la giornata, per esempio, prima del pasto, dopo il pasto, il paziente doveva riposare. La cosa fondamentale era quella. Cercavano di non farli incontrare se per caso c'era il rischio di contagio, altrimenti comunque sia, loro riuscivano anche ad avere dei permessi nella fase in cui la malattia
era un attimino sopita e il paziente non era contagioso, avevano dei permessi e potevano anche andare a casa in occasione di Natale, di battesimi, di cresime, eccetera, proprio per reinserirli nella società. Non sempre tutto andava bene, perché questo sembrerebbe una cosa anche idilliaca, e spesso ci potevano essere anche delle liti anche molto importanti, e che non solo i medici ma tutto il personale erano pronti a tamponare proprio per evitare che si scatenasse l'ira di Dio. Cioè, diciamo che non dico che sia come un carcere, però la situazione era quella, era un carcere aperto, eccetera. I pazienti si vedevano soprattutto all'aria aperta, facevano le passeggiate, allora si potevano incontrare. Nel giardino, nel parco dello Zonchello erano presenti anche dei campi da tennis, c'era la possibilità di fare attività all'aria aperta, vero Pino? Ok, e quindi per loro anche questo era fondamentale. Cosa dobbiamo dire di più di questa situazione? Qua alla fine della parte terminale, diciamo, del libro, ci sono alcuni casi, proprio storie di vita, che adesso riportiamo. Allora, alcuni dei genti sono state ricordate appunto sia da Pinuccia che Tommaso, e citano alcuni casi. Per esempio c'era quell'Angelo che dicevo, che era vissuto per 12 anni all'interno e poi era morto, cioè c'è tutta gente che è morta all'interno dello Zonchello. Questo faceva delle statuine di gesso, le andava regalando, era contentissimo, anche lui poverino era morto lì. Il discorso dello scrittore che diceva Angelo, lì è vissuto 20 anni fino alla morte, leggeva, scriveva, mantenendosi così in contatto col mondo esterno. La sua stanza era stracolma di libri, tant'è che poi li avevano dovuti portare da un'altra parte perché non ce ne stavano più. Quello che un po' mi ha fatto sorridere è la signora del passaggio a livello. La signora del passaggio a livello era questa signora che era richiamata, cioè dal marito, nel senso il marito voleva che i medici la guarissero, però guarita, e la dimettessero perché serviva a lui per sollevare le sbarre del passaggio a livello. Okay? E questo mi ha fatto ricordare un'altra cosa che è successa a me personalmente, di un marito che aveva la moglie però che doveva partorire, va bene, e lui diceva, cioè guarda, io te la porto quando dici tu, no? Tu le fai l'ecografia, mi dici quando partorisce, io te la porto un attimo prima. E sapete perché? Perché a lui serviva, perché doveva fare le cose a casa. Quindi lui diceva, me la devi dare, io non te la posso lasciare qui, ti partorisce? No, tu mi devi dire quando partorisce e io te la porto quando sta per partorire, perché e niente, non l'aveva lasciata, l'ha portata e riportata almeno 3 volte, poi alla fine ha partorito. Però questo mi ha dato, ha detto, vedi, i soliti maschi, scusate, così, che a casa si sentono persi, e allora questa meschina serviva al marito perché doveva spostare, sollevare le sbarre del passaggio a livello. Allora, insomma, comunque. Poi c'era il Don Giovanni. Questo il Don Giovanni mi ha fatto molta tenerezza perché era un uomo che aveva avuto, sposato, aveva avuto anche tante scappatelle. Queste scappatelle la moglie non gliele aveva perdonate, quindi quando poi lui si era ammalato l'hanno portato in sanatorio e lasciato lì, e nessuno si faceva vivo. A un certo punto i medici hanno chiamato la moglie, dice ma vuole sapere notizie, venga per cortesia, e lei è andata. È arrivata lì e non è che ha consolato il marito e cosa, no, allora l'ha sgridato di fronte a tutti, gli ha ricordato di fronte a tutti quello che aveva fatto, quello che non aveva fatto, gira le spalle, se ne va, e al medico dice guardi, non mi cerchi più perché tanto a me della salute del mio marito non mi interessa proprio, tenetevelo. Quindi gli ha rinfacciato tutto quello che un altro caso, per esempio, quello che aveva regalato una moneta d'argento che aveva ricevuto lui dal figlio che era emigrato in Australia, e questa moneta d'argento, i figli non erano più rientrati in Sardegna, va bene, quindi lui questa moneta d'argento l'ha regalata a un medico che l'ha conservata come una cosa, cioè quindi ci sono anche
e questi attimi veramente anche di confidenza, perché per regalare una cosa così importante evidentemente c'era veramente un legame tra medico e paziente, veramente. È così. L'altra, per esempio, c'è un altro caso che ricordano Tommaso e Pinuccia, ricordano della nonna, questa nonna che poverina era avanti con l'età, però a un certo punto insomma il suo cervello un pochino ha cominciato a dare qualche segno di defaillance. E lei voleva vedere i nipoti, quindi lei usciva dalla stanza, la andavano cercando e la trovavano un po' qua e un po' là e le diceva ma io cerco le mie nipoti, dove sono? Cerco le mie nipoti. Insomma, è meschina. Quindi sono tutti casi umani che loro hanno visto e vissuto in prima persona. Sono stati non solo degli ottimi medici, ma anche degli ottimi psicologi, degli ottimi familiari proprio, perché hanno curato queste persone che, ripeto, non avevano grandi motivi all'inizio di guarigione e loro gli sono stati vicini. È stata una cosa, io direi, in un reparto quando c'è un medico che cura i suoi pazienti, qualunque essi siano, con amore, con affetto, con comprensione, con compassione, io penso che sia già parte della terapia già fatta. E credo che sia Tommaso che Pinuccia, ecco, questo glielo dobbiamo. Sono due persone carissime, non solo al di fuori, vabbè, Tommaso adesso non c'è più, ma sicuramente ci starà guardando, non solo al di fuori del loro mestiere, quindi della medicina, ma anche all'interno, cioè quindi loro si sono comportati sempre nei confronti dei pazienti come veramente come se fossero dei loro familiari, e non è facile, soprattutto quando ci sono tanti pazienti tutti disperati, e non è facile gestire i reparti di questo genere. Ok, questa è la cosa che mi preme dire. Lo Zonchello però, ecco, nel tempo, quando poi ci sono stati i miglioramenti sia per quanto riguarda la terapia sia per quanto riguarda la diagnostica, ecco, c'è stato un exploit anche di servizi e trattamenti, però quando poi numericamente i pazienti ricoverati e da ricoverare sono diminuiti, anche lo Zonchello è andato un po' giù, è diventato, non giù in che senso, cioè sono stati chiusi i reparti ed è adesso poi, ecco, sappiamo benissimo che la situazione sanitaria è quella che è. Quindi noi siamo passati quindi da una fase in cui non solo lo Zonchello ma tutta la sanità c'è stato un crescendo in miglioramento, ad un'altra che invece ha visto il decadere della situazione sanitaria. Io direi che concludo leggendo una cosa che dicono loro proprio alla fine, e dice qua che a conclusione della storia dell'ospedale Zonchello riteniamo opportuno riflettere su alcuni punti. La salute è un bene fondamentale per la nazione. L'assistenza sanitaria e le cure dovrebbero essere uguali e accessibili a tutti i cittadini. Io direi che con questa frase che dice tutto si apre, speriamo, un futuro migliore, perché dobbiamo essere noi anche diciamo, consapevoli della situazione, che sappiamo benissimo che lo Stato ci dovrebbe tutelare per quanto riguarda la salute. Questo non sempre succede, anzi ultimamente sta succedendo sempre di meno, e soprattutto ci sono troppe disparità in sanità, quindi dovremmo tornare un attimino indietro e rivedere qualcosa e imparare anche da colleghi che, anche se non sono più sulla cresta dell'onda, ci possono dare qualche informazione e non sono grandi insegnamenti, soprattutto di umanità. Ok, io penso Grazie Battistina. Ecco, prima di dare la parola all'architetto Piloto, qualcuno vuol fare delle domande, ha delle curiosità da soddisfare rispetto a quello che è stato detto finora, o procediamo come
la programma sulla parte più squisitamente architettonica di questa struttura, architettonica e urbanistica di questa struttura. Quando è che è diventata curabile la TBC? Hanno trovato la cura? Beh, dai primi antibiotici. E ma dico in che anno? 43, il primo è nel 1943, il primo antibiotico. Ma quando è stato aperto lo Zonchello, non era questa struttura così? Sì, Esattamente questa. Adesso lo spiegherà poi da Mi è sembrato di capire all'inizio, naturalmente poi c'è stato No. I padiglioni, allora all'interno i reparti non sono come prima. Allora adesso per esempio sono quasi tutti ambulatori. Ce ne sono tanti, ha capito? Prima era un ospedale, un sanatorio, ok? Sì. Poi, No, ma come struttura? No, la struttura è la stessa. Poi dopo si sono La struttura... No, E la meno struttura male è che la non ci hanno messo mano. Esatto. Meno male, infatti. Hanno cercato molte volte. Hanno cercato molte volte. Sì, infatti quando sono venuti... Beh, l'ultimo era l'ultimo tentativo, scusa, Sì. l'ultimo tentativo è stato quello di far passare la pista ciclabile, tagliando l'ingresso della... Meno male che è stato un ravvedimento. Abbiamo messo la firma. No, la struttura è la stessa. È bello. Altre domande? Sì, una domanda. Adesso parlerà dal punto di vista architettonico. Se vieni qui lo sentono anche i nostri ascoltatori. Sì, le piante. Ma devi venire qui. No, non posso venire, devo fare il mezzo giro. Le piante non la loro... Le piante sono officinali, cioè piante adatte. C'è di tutto, c'è di tutto, ci sono delle piante veramente che solo lì allo Zonchello si trovano. È veramente un patrimonio. Quindi prima Anche botanico. diciamo, della cura farmaceutica, cioè c'erano le piante, erano... Allora, quando è stato aperto lo Zonchello, ancora la cura non c'era. Non ho capito, quindi le piante erano quindi scelte per certo, essere... le piante erano scelte proprio adatte perché ci fosse una situazione, diciamo, adeguata, sì. E beh, c'era poco da terapie, non ce n'erano, terapie mediche. E quindi era alimentazione buona, l'aria buona, quindi contribuivano le piante, il sole, facevano l'elioterapia, si mettevano a prendere il sole tutti quanti, capito? Era quello. Lo Zonchello è nato contestualmente, la struttura Zonchello è nata contestualmente al parco. Esatto. No, Cioè è stato progettato il parco. Lui ovviamente è insieme allo l'architetto Zonchello e l'architetto Pilotto, che vi parlerà appunto più in dettaglio di questa straordinaria struttura che oggi è un bene architettonico importante. Il FAI ci fa le giornate dentro, giustamente, perché ha delle caratteristiche che per l'epoca erano anche abbastanza, direi, rivoluzionarie, che erano finalizzate non solo alla terapia come era possibile allora quando fu progettato negli anni 30, ma anche a dare un senso anche di gradevolezza estetica, ecco, a un posto così terribile come era a quei tempi l'ospedale sanatoriale. Prego. Allora, buonasera. Non so se avete capito che il ritardo è dovuto non quanto a colpa di Angelo, ma perché ci sono io. Perché la prima volta che arrivo qui non poteva esserci un ritardo, no? Mi assumo io la responsabilità. Intervengo dopo due relatori che sono stati molto, diciamo, espliciti nel spiegare la nascita dello Zonchello dal punto di vista della medicina e mi trovo anche un po' spaesato perché praticamente un amico mi ha detto, dice, guarda che c'è da parlare un po' dello Zonchello dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista paesaggistico, te la senti di dirlo? Beh, ho detto non c'è nessun problema, vediamo un po' se riusciamo a farlo. Questo amico è Giovanni Filindio, l'architetto. Ma al mio intervento diciamo che ho dato un nome, una scelta urbanistica fra architettura e paesaggio.
Quindi ospedale Cesare Zonchello, tubercolosario, già sanatorio climatico. È stato ampiamente detto da chi mi ha preceduto tutto quello che sta dalla nascita fino ad oggi, diciamo. Rispondendo all'intervento che ha chiesto, non mi ricordo, Pierpaolo, praticamente lo Zonchello è nato, cioè la struttura Zonchello è nata contestualmente alla progettazione del parco, quindi il progetto era unico, è stato creato insieme. Tanto è vero, se noi vediamo le vecchie fotografie, si trovano un po' in giro, vediamo che ci sono le piantine piccoline e lo Zonchello che sta incominciando a crescere. Sì. L'ospedale Cesare Zonchello, inizialmente progettato come sanatorio climatico, rappresenta un esempio rilevante di architettura razionalista italiana, particolarmente sensibile al contesto naturale in cui è immerso. Quindi abbiamo ovviamente, vediamo ancora oggi i risultati di questo diciamo, paesaggio in cui è inserito all'interno. Realizzato negli anni 30 dall'architetto Ghino Guinturi, il complesso è situato ai piedi del Colle Biscollai, zona scelta dopo una commissione sanitaria aveva scattato Arizzo, Fourni e Macomer. Questo l'aveva accennato prima chi mi ha preceduto. E si integra armoniosamente con il parco circostante, ecco perché è nato insieme, cioè non è nato prima lo Zonchello e poi il parco, è nato insieme il parco e lo Zonchello. Una scelta pensata per garantire un ambiente salubre, adatto alla cura della tubercolosi, malattie a cui erano essenziali aria pura, luce, solare, molto sole. Il connubio tra architettura e paesaggio si può riassumere in 4 aree tematiche, almeno io le riassumo in 4 aree tematiche. L'integrazione con l'ambiente, la valorizzazione del paesaggio a beneficio terapeutico, l'architettura sostenibile e il razionalismo, la connessione storico-culturale. Allora, relativamente all'integrazione con l'ambiente, il complesso è composto da padiglioni autonomi distribuiti nel parco, con ampie finestre e balconi formati da curvi a pianta semipoligonale, riuniti in linea tramite balconi tondeggianti progettati per favorire l'esposizione alla luce e la ventilazione naturale, indispensabili per i pazienti tubercolotici. Materiali come il granito e il laterizio rispettano l'estetica e i colori del paesaggio sardo, rispecchiando la sensibilità razionalista e funzionale dell'epoca. Infatti se noi andiamo a vedere le fotografie, praticamente guardando la fotografia ci rendiamo conto di quello che sto dicendo, non c'è bisogno di altre spiegazioni. Relativamente alla valorizzazione del paesaggio e beneficio terapeutico, le forme semipoligonali dei padiglioni creano una continuità visiva tra l'ospedale e il parco, trasformando il complesso in uno spazio terapeutico dove la natura contribuisce attivamente al processo di guarigione e al benessere psicofisico. Questo l'ha ampiamente spiegato chi mi ha preceduto. Architettura sostenibile e razionalismo. Venturi rinuncia agli ornamenti e predilige linee essenziali e materiali duraturi, come il cemento armato, la pietra dura locale, pietra sarda, rispondendo ai criteri di funzionalità e di solidità. Questa semplicità è arricchita da soluzioni tecnologiche innovative per l'epoca. Ecco, ritorniamo al discorso che stava facendo Angelo prima. Come il riscaldamento centralizzato a Termosifuni. È la prima volta a Nuoro che viene realizzato un impianto di riscaldamento a Termosifuni. Un sistema di pulizia, lavaggio e asciugatura automatici impiegati sia nella cucina che nella lavanderia. E poi una cosa che in alcuni ospedali non c'è ancora oggi, è il sistema di chiamata luminosa per i degenti, cioè veniva premuto un tastino, si apriva, c'era una lampadina e si vede ancora, non funzionante però, e si sollevava un numero e quel numero corrispondeva al paziente che aveva chiamato. Connessione storico-culturale. L'ospedale Cesare Zonchello è dedicato a un medico sardo morto nella peste bubonica a soli 34 anni. L'ospedale onora la sua memoria con una chiesa interna dello stile classico, caratterizzata da un altissimo pronao dorico poggiato su un podio sormontato da un timpano spezzato e oculi per l'illuminazione. Infine, vi è da ricordare che all'ingresso c'è un epitafio a lui dedicato che richiama ideali di compassione e amore fraterno. L'ospedale Cesare Zonchello è iscritto nel catalogo generale dei beni culturali e soggetto a vincolo paesaggistico di terzo tipo, che ne protegge l'integrità e il valore storico. Il sanatorio è stato un centro di eccellenza per la cura della tubercolosi, una malattia molto diffusa in Sardegna all'epoca.
Il sanatorio di Nuoro, come già detto, progettato a partire dal 1930, finalmente fu inaugurato in parte solo nel 1939. E nel 1939, come ha detto chi mi ha preceduto, hanno iniziato, diciamo, la cosiddetta terapia di allora, hanno iniziato a operare. Il complesso rappresenta un significativo esempio di architettura pubblica razionalista, integrata nella città di Nuoro come punto di riferimento urbanistico, in armonia con il paesaggio e le infrastrutture circostanti. Architettura non solo funzionale nell'aspetto, ma anche attenta alla qualità di vita, capace di integrare valori estetici, terapeutici e sociali, in perfetta sintonia con l'ambiente naturale. In sintesi, l'ospedale Cesare Zonchello è una testimonianza di come l'architettura razionalista italiana fosse capace di coniugare funzionalità, sostenibilità e sensibilità verso il paesaggio e le esigenze terapeutiche, lasciando un'eredità di grande valore culturale e storico per Nuoro e la Sardegna. In conclusione, un doveroso accenno al contesto urbanistico e alla strategia localizzativa rispetto alla forma urbana di Nuoro. La città in quegli anni, come ha detto Angelo, era attraversata dalla volontà di definire un percorso di espansione verso ovest, a partire dalla sua parte storica, attraverso una disseminazione controllata di edifici pubblici collegati da nuovi assi viari. A confermare tale intenzione c'è la decisione di arretrare la stazione ferroviaria. La stazione ferroviaria prima era in Piazza Italia, che tale espansione in parte ostacolava fino alla posizione attuale. In questo senso il complesso ospedaliero dello Zonchello si presenta come una testata urbana caratterizzata dalla presenza di elementi di straordinaria importanza simbolica, da leggere l'importanza dell'istituzione nel rapporto con il paesaggio. Il paesaggio è sempre, diciamo, se non la parte principale, va insieme sempre sia con l'utilizzo che con l'insieme delle sue. Particolarmente interessanti sono le foto storiche, come stavo dicendo, che vedono l'immagine murario della ferrovia, immagine la muratura del sanatorio, praticamente è con termine alla 389 e poi alla ferrovia. Allora la ferrovia passava allo stesso livello della strada adesso, poi è stata, diciamo, con lo spostamento della stazione, è stato creato praticamente un livellamento e dal punto di vista orografico è un po' cambiata rispetto a quella che è la fotografia, da una parte. Dall'altra parte invece la 129, quindi praticamente era l'asse viario principale che arrivava a Nuoro. Ma negli anni 60 la vecchia stazione ferroviaria era oltre Piazza Italia? No, era in Piazza Italia. Credo, mi risulta che sia nel 1961 che è stata spostata. È stata inaugurata la nuova stazione. È un'opera del centenario dell'Unità d'Italia, la stazione di Nuoro. Sì, ma io volevo sapere se negli anni 60 c'era ancora la vecchia stazione ferroviaria. C'erano alcune strutture della vecchia stazione ferroviaria. Una di queste è ancora esistente, è della casa dove praticamente quella che è di fronte al comune, dove abitava il capostazione, insomma, le persone. Quello che noi chiamiamo il Palazzo delle Poste, per essere chiari. Io sono venuta a Nuoro, la ricordo questa vecchia stazione ferroviaria. Allora, la stazione ferroviaria ha funzionato fino alla fine degli anni 50. Quella della stazione sì, solamente in Piazza Italia, poi però c'è quel nel palazzo che 61 il faceva parte della stazione trasferimento, che è ancora però lì. le vecchie strutture di Piazza Italia, finché Palazzo non delle hanno Poste. fatto i giardini, sono rimaste lì inutilizzate, insomma, disabitate. Comunque la ferrovia passava prima, adesso dove c'è via De Finu, praticamente Dove c'è via Brigata via Brigata Sassari, passava la ferrovia e arrivava fino alla stazione. Dove c'è il rifornitore di Barcellona, c'era il deposito dei vagoni, ma si vedono dalle vecchie fotografie, si vedono ancora queste. Però di strutture, come sta dicendo Annico, effettivamente non c'è niente, è stata completamente buttata a terra, è stata demolita. Vabbè. Facciamolo finire poi. Comunque una chiarezza di impianto rilevata in primo luogo dall'orientamento perfettamente coincidente con quello che è del complesso dell'artiglieria vicino campo sportivo, con il quale ancora oggi l'insieme di edifici si presenta come il fatto urbano più potente e significativo della città.
Cioè Nuoro dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista architettonico, si è sviluppata a partire da, diciamo, da Piazza Italia, quindi via Trieste, via La Marmora, convergendo comunque verso il sanatorio, che non era altro che la porta d'ingresso per Nuoro. Verso il Quadrivio, diciamo, Quadrivio, che era appunto con queste si chiama Quadrivio anche per quello. Quindi contestualmente con i militari dall'artiglieria e il campo sportivo avete Sì, certo, contestuale. Esatto. L'artiglieria, vabbè, ognuno con la sua storia, e poi nascono per... Però Quadrivio ha una sua storia, urbanisticamente sono un unico contesto, un unico comparto urbanistico. C'era già il campo sportivo lì? C'erano negli anni 60, sì, iniziava, sì. No, negli anni 30. Negli anni 30? No, negli anni 30 no, è venuto dopo. Mi ero dimenticato di dire che il terreno del sanatorio, diciamo, dello Zonchello, è stato donato dal comune di Nuoro. Quindi una delle casa cantoniera che c'è lì, quella è dell'ANAS. Quella è successiva. A che periodo risale? Il comune di Nuoro vendette il terreno alla Croce Rossa. Sì. Prima la struttura era gestita dalla Croce Rossa. Inizialmente, poi è stata data alla Giovane d'Italia. All'Inps fascista. All'Inps fascista. Però l'architetto Piloto stava dicendo che il comune fu consapevole dell'importanza urbanistica di questa struttura, tanto che dovendosi realizzare a Nuoro, il comune decise di dare proprio quest'area alla Croce Rossa, che aveva il finanziamento per realizzare l'ospedale sanatoriale. Ecco. Stiamo parlando del 1928, 29, sì, 30. Sì. Penso che insomma, il parco ultimamente è stato aperto anche al pubblico, mentre prima era off limits, nel senso che chi entrava era come un carcere praticamente, chi entrava lì dentro era completamente estraniato da tutto il resto del mondo, diciamo. Aveva un mondo per conto suo, ecco, il muro anche di divisione, cioè c'era veramente una barriera che impediva l'ingresso e l'uscita di persone non autorizzate. Una domanda alla dottoressa che un po' non è chiara. Vabbè, sul web si sente solo la risposta ma non la domanda. Dove mi devo mettere? No, lì Allora, orientata verso volevo questo. chiedere, adesso mi sono pure dimenticata, guardi, con la questione pensate. No, le volevo chiedere, ma il personale medico e paramedico potevano uscire, avevano una vita esterna, entravano, uscivano. Certo, c'era qualcuno che viveva anche lì però, c'erano dei medici che avevano la sì, normalmente alcuni medici vivevano anche all'interno della struttura, grazie. Hai finito? No, io ho finito. Ah, ecco, allora, scusate. Quindi torniamo a quello che, scusa, una conclusione brevissima. Quello che ho detto all'inizio, che è giusto per la dotta esposizione. Quella a Nuoro, ancora oggi, lo Zonchello continua ad essere circondato da un'aura di mistero che si spiega col terrore che fu necessario allora per creare questo assoluto isolamento fra la società e gli ammalati, perché essendo appunto un morbo in gran parte misterioso e di cui soprattutto non si conoscevano le cure, il terrore che si trasformasse in epidemia era altissimo. Ecco perché
regole tanto severe, regole rispettate da tutti. Addirittura c'era anche, come dire, una sorta di congiuro del silenzio del sanatorio. I medici non parlavano all'esterno, né come Battistina ha detto, i familiari degli ammalati, perché era ritenuta una malattia di cui in qualche modo vergognarsi, ma neanche i medici ne parlavano, perché bastava un errore, una fuga di notizie per creare il panico rispetto all'epidemia. Voi pensate, una bomba ecologica messa all'interno del tessuto urbanistico di Nuoro sarebbe stato un caso tremendo, altro che Covid, dico. Ecco perché è giusto che appunto la prima opera del resto di cui si parla diffusamente nel dettaglio e con dati assunti direttamente sul campo è questo libro, che purtroppo è circolato in pochissime copie, di Tommaso e di Giuseppina, che un po' fa giustizia di quel misterioso mondo che è stato, che ancora oggi è per noi, oggi che invece si cerca di comprendere ancora di più questa fondamentale, importante struttura architettonica, ancora di più nel tessuto urbanistico della città. Al di là delle fantasiose piste ciclistiche, si sta pensando di abbattere il muro e di sostituirlo con una cancellata, quindi di aprire anche, come dire, anche visivamente questo polmone verde agli occhi della città. Io lo lascio. Sarebbe l'inizio della fine. Se ne sta parlando. Ecco. Ma tanto possiamo entrare comunque a freddo, comunque possiamo andarci a fare le passeggiate. Esatto, però infatti il muro è come una È storia. Dario Cappelli, che è stato a lungo amministratore di questa città, definisce Nuoro è bloccata dalle 3 muraglie: sanatorio, quadrivio e artiglieria. Muraglie che avevano un senso quando furono realizzate, ma che oggi non hanno più senso. Per l'artiglieria è già stato deciso, diventa un campus universitario, quindi il muro attuale, che era dettato da esigenze militari, verrà sostituito da una cancellata, diventerà un parco urbano. E lo stesso si vorrebbe fare con lo Zonchello. Però, Lo Zonchello lo Zonchello è già parco urbano. sì, ma anche visivamente, come dire, urbanistica. Adesso l'accesso è libero, quindi Ma non solo l'accesso è libero, però uno entra dentro, può passeggiare, può portare chiunque, senza la paura di essere investito o la paura di essere... E tanti innamoramenti di quelle passeggiate ci sono stati. scusa, puoi venire qui per favore? Io per tanti anni sono stato il medico e su questo del muro che va battuto sono completamente in disaccordo. Il muro va tenuto. Va tenuto soprattutto per un motivo che è sociale, economico. Non abbiamo una struttura sociale. Chi pagherebbe per tenere 8 ettari in ordine? Di notte cosa diventerebbe? Ma è veramente, non riusciamo a tenere in ordine i musei e ce li abbiamo chiusi e vogliamo aprire un parco che di notte potrebbe diventare ricettacolo di qualunque forma delinquenziale, spaccio e così via. Sono assolutamente contrario. Aspetta, scusate, nessuno vuole. Il muro verrebbe sostituito da una cancellata. Abbiamo Quindi, detto che siamo contrari che toccano il muro. però sto dicendo, se ne sta discutendo. E allora di che noi non siamo contrari. Posso dire questa cosa? Io diciamo nel passato ho lavorato all'ufficio tutela del paesaggio, sono un collega di Angelo Pilò, e questa ipotesi della permeabilità della struttura si è posta con una scelta che era quella di demolire alcune porzioni del muro perimetrale
solo alcune porzioni e mantenere il resto. Perché? Mantenere il resto per una questione storica, perché il segno della storia doveva essere conservato, quindi è chiaro che l'idea, diciamo, di abbattere il muro significava abbattere la storia o una parte della storia dell'edificio. Quindi l'intenzione qual era? Quella di togliere alcune porzioni di questo muro, rendere più permeabile la struttura e al posto del muro stesso mettere delle cancellate, delle inferriate artistiche, eccetera. Infatti ho detto, se ne sta parlando. Questo per ragioni così si poteva. Mi confermi che se ne sta parlando, poi chiaramente saranno scelte che prima di tutto è una struttura sanitaria, quindi sarà l'ASL a dire la parola decisiva, il comune dirà la sua per quanto riguarda. Insomma, diciamo che la parola decisiva non è che la dica l'ASL, l'ASL fa parte di un processo decisionale, ma alla fine l'ultima parola la vedrà la sovrintendenza. Beh, sarà il comune a fare la proposta, eventualmente alla sovrintendenza ad approvarla, certo. Ma dicevo che anche la sovrintendenza sotto questo profilo non era contraria e solitamente la sovrintendenza è molto rigorosa su questo aspetto, no? È piuttosto pignola, diciamo che difficilmente consente che si facciano dei lavori, degli interventi, per così dire, che sventrino, che comunque trasformino la tipologia di un'opera come questa. Quindi anche la sovrintendenza complessivamente era vorrei solo un'altra osservazione, non è una domanda, è solo un'osservazione. Per quanto riguarda la struttura, cioè il sanatorio, cioè la struttura, l'organismo architettonico, come ha detto Pilotto, è un organismo architettonico di estrazione fascista, no? Di stampo razionalista. Beh, razionalista, non fascista. No, razionalista fascista. Il fascismo con l'arte e con l'architettura non c'ha niente a che vedere. C'era già il razionalismo esiste prima del fascismo e per fortuna esiste anche dopo. È stata fatta negli anni 30, quindi è stata fatta in un'epoca che era già un'epoca fascista. Magari non vigeva ancora la dittatura, ma insomma c'era un orientamento, una cultura che almeno stava ponendo le basi del fascismo. L'architettura. Ma al di là di questo, ciò che voglio dire è che la scelta architettonica, per quanto razionalista, è una scelta, è un risultato morbido, nel senso che il razionalismo dell'architettura è stato, come dire, reso un po' più plastico da alcune scelte architettoniche, alcune scelte estetiche architettoniche. E l'altra cosa che voglio dire, che credo sia importante, è che quell'edificio rappresenta è un esempio anche di ottima architettura, come posso dirti, artigianale. Perché artigianale? Perché intanto c'è, e non solo artigianale, anche di ingegneria tecnica, perché c'è un sistema, come avete detto, c'è un sistema di alleazione naturale che è straordinario, molto ben studiato. E poi vi do un dettaglio, così una cosa che io ho notato nel passato, che quando parlo di architettura di dettaglio, di artigianale, è come c'era questa grande attenzione ai dettagli. Se pensate che, una sciocchezza, i battistracci, quelli che adesso vengono chiamati battiscoppa, hanno una forma arrotondata, sono fatti in graniglia con una forma arrotondata, una forma plastica, che segue, non è cioè la mattonella non è, allora la pavimentazione non finisce contro il muro e poi c'è il battiscoppo a 90 gradi, no, il battiscoppo, battistraccio, ha una forma arrotondata che segue e che si incontra con la mattonella e insomma in una maniera quasi poetica, se voi la notate, che non esiste da nessun'altra parte. E nel rispetto di questa cosa alcune parti sono state demolite infatti nel passato con grande sensibilità, sono ironico naturalmente, da parte di chi è intervenuto. Ho finito. Grazie. Angelo, una cosa avrete presente oggi i passaggi vegetali, la struttura delle piante, delle cose che sta andando un po' in
purtroppo in decadenza. Sono passati quasi perché 90 servirebbe un intervento veramente dal punto di vista paesaggistico, con nuove essenze, con nuove cose, perché se lo vedete com'è è spoglio. Le piante sono... Se tu stai parlando di manutenzione del verde, di manutenzione e di insediamento. Io mi auguro che chi farà la manutenzione di quel verde non faccia la manutenzione del verde che ha fatto dentro la città. No, ecco, perché se fare la manutenzione significa capitozzare le piante piuttosto che oppure mettere la rubinia pseudacaccia piuttosto delle di nuovi inserimenti, di nuove sostanze, di nuove piante, di nuove cose. Curare quelle che ci sono. Io penso che quegli alberi credo che abbiano cominciano ad avere un centinaio di anni, ma credo che per altri 200 anni possono rimanere integri. Stanno sempre diminuendo, inserire altre sostanze vegetali. L'importante è che chiunque intervenga che abbia cognizione di quello che va a fare e ci sia a monte, non ci sia un progetto. Uno studio accurato, uno studio veramente paesaggistico di grande rilievo, non uno che lo faccia un forestale. Sì, purtroppo oggi la sanità pubblica non riesce a occuparsi degli umani, figuriamoci se si occupa delle piante, purtroppo. Guarda, ha parlato... Sì, no, alcune cose, forse ci siamo dimenticati che all'interno dello zonkello esisteva anche... Da questa parte, per favore, perché il microfono è... Ah no, anche da quella va bene. Va bene lo stesso. Che all'interno dello zonchello esisteva anche il teatro e esisteva il cinema. Delle strutture quindi che completavano quello che era, diciamo, la vita dei ricoverati. Al di là di questo, prima di parlare di abbattimento del muro, io credo che forse dovremmo fare una riflessione della potenzialità dello zonchello, perché se noi pensiamo e vediamo l'architettura, i due diciamo padiglioni, che chiamiamo padiglioni, non sono mai stati collegati e alcune cose pessime forse sono state l'abolizione dei solarium per fare dei magazzini, forse erano necessari. Forse no, forse andavano individuate da altre parti, ma quella struttura che era rivolta verso Montespara, verso la neve, non esiste più. Avevamo la possibilità di fare anche una piccola museo di archeologia industriale nella lavanderia industriale, che era bellissima. Ci hanno messo le mani e hanno distrutto anche quello. Abbiamo distrutto completamente. La cucina è una cosa eccezionale, con una cappa, se voi andate a vederla, naturale, di aspirazione di questa cucina. Oggi andrebbe completamente tutto reintegrato, ma anche in termini sanitari, probabilmente con lo San Francesco, cioè non possiamo più parlare di un'isola avulsa da quello che sono i problemi sanitari che già siamo in una fase molto molto delicata, quindi bisognerebbe pensare questa struttura di riconvertirla in termini espandendo verso il San Francesco con un collegamento, che se ne è parlato molte volte su questa cosa qui, e il recupero anche degli scantinati che nascono in termini come credo dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista dei volti sanitari, per preservare la parte superiore da eventuali muffe, umidità, eccetera. Ma abbiamo anche la parte centrale che è alta, è un bel paesaggio. Uno che sale su vede tutta la nostra montagna, che purtroppo è un abbandono, quindi dovremmo fare uno sforzo, non parlare del muro di Cita che pure sarà importante, ma rifare la potenzialità di questo ospedale che probabilmente abbiamo perso anche nel periodo del Covid, lo dico rivolto, da non farne un ospedale specializzato in quel momento
che si è l'esigenza ripercorrendo quello che era la strada sull'ospedale per la TBC. Era già fatto così, poi tutti i percorsi ristudiando che noi abbiamo visto in quel periodo, della biancheria Sporro che andava da una parte, la biancheria non ci si incontrava mai. Ecco le infezioni come venivano combattute e vinte anche. E poi la struttura, badate, sarà una cosa, al capezzale del paziente esisteva la filodiffusione, non era la filodiffusione, ma era l'ente radiofonico del periodo fascista, però dal punto di vista tecnologico era una cosa importantissima, veramente, probabilmente oggi lo chiameremo all'americana. Grazie. Ma lei dà? No. Non ho capito. La localizzazione dell'ospedale. Sì. Qualcuno ha pensato che poteva essere No, è stato proprio scelto. È stato scelto proprio quel sito, proprio perché aveva quelle caratteristiche che magari trovavi, alcune le puoi trovare a Monte Ottobene, però non tutte le altre che a Monte Ottobene non trovi. Non fu scartato. Grazie a tutti chi vuole seguire naturalmente. Io ho la delibera del Podestà un mondo. Ciao. Fatto la delibera che non volevano, la commissione non volevano, questo perché avrebbero portato questa gente a impestare tutti qua. È vero, anche Macomer, lo sai Macomer soprattutto perché cosa non è stato scartato? Perché c'era il pericolo perché c'era l'artiglieria, c'era il pericolo di contaminazione delle